presentato questo progetto di legge statale per dare forza a uno che sullo stesso tema del problema dell'area di Falconera è stato già presentato dall'onorevole Chetti Fogliani nel 2019. Il problema degli abitanti di questa zona è quello di non sapere se la proprietà delle case, dei casoni che sono stati nel frattempo costruiti sia demaniale o no, perché da questo dipende la sorte delle loro proprietà. Allora l'intento di questa iniziativa di legge è quello di demanializzare quest'area in maniera tale che rientri nella proprietà del comune di Caorle.